Novità in tutti i sensi lo scorso weekend con l'8ª edizione della Marca Classica, gara di regolarità classica e turistica organizzata da ACI Treviso, tappa del campionato italiano Regolarità Autostoriche. Sabato la Power Stage lungo le mura di Treviso, dove l'equipaggio composto da Guggiana e Torri si è aggiudicato la vittoria realizzando per la prima volta in assoluto il netto, 0 penalità. Ci sono dei top driver veramente importanti, fanno anche manifestazioni a livello internazionale come la 1000 miglia, come la Coppa d'Oro, quindi siamo molto contenti. Gli equipaggi provenienti da diverse regioni italiane. Da Bergamo, tutte e due da Bergamo. È la prima volta? Qui sì, ma ce l'hanno sempre parlato molto bene di questa gara, hanno detto guarda che bellissima, organizzata bene così, e quindi visto il passaparola che è importantissimo siamo qua. Ma la vera battaglia sportiva si è disputata lungo i 190 km di percorso, 72 gli equipaggi che hanno attraversato alcune tra le più belle località della Marca trevigiana, da Castelfranco, Maser, passando per le colline UNESCO, Cison di Valmarino e Follina, dove hanno potuto godere di un momento di convivialità. Sono tutti contentissimi perché appunto stanno vedendo le cose migliori che abbiamo. Questi posti comunque visti in un verso o nell'altro hanno sempre dei panorami, dei punti di vista completamente diversi e queste cose vengono apprezzate dai nostri concorrenti. C'è un momento di coesione, dove si può tranquillamente parlare di sport, parlare di macchine, parlare di cultura, insomma, che il nostro sport quotidianamente fa, insomma, quindi questo mi rende immensamente felice e contento del prodotto che abbiamo portato. Pronti a ripartire, più concentrati che mai. Com'è andata fino adesso? Bene, non ci lamentiamo. Come avete trovato il percorso? Meraviglioso, come sempre, come tutti gli anni. Il percorso è strepitoso, sia tecnicamente sia come paesaggi. Com'è il percorso? Bellissimo, veramente bello. Una bella gara, dei bei posti, quindi ti godi anche il panorama. Si ripassa il percorso? Esatto. C'è un po' di tensione? No, tranquilli. Com'è andata? Abbastanza bene, dai. Pronti, agguerriti, dobbiamo recuperare un pochino degli errori che abbiamo fatto, speriamo bene. Si soffre un po' senza aria condizionata? Un pochino sì, ma si è preparati, dai, speriamo che il gioco è questo. Buona gara. Gli specialisti vengono ogni anno a trovarci a Treviso e questo ci fa molto piacere perché la gara è bella, naturalmente anche il territorio offre delle località e dei percorsi suggestivi dove le prove cronometrate vengono fatte in maniera ancora più appassionata. La classifica finale ha celebrato il successo dei fratelli padovani Alberto e Giuseppe Scapolo con la Fiat 508C, un duo praticamente imbattibile da 7 edizioni.